Ciao a tutti amici di Matto Scacco, sono Luigi e in questo mio video correlato all'articolo su Petrosian voglio andare appunto a farvi vedere degli esempi del suo ottimo gioco difensivo che culmina quasi sempre con dei contrattacchi micidiali, cercando di apprezzarne appunto l'abilità di questo grande maestro, ma anche di nel nostro piccolo fare nostro qualche lezione più o meno importante. Sono esempi che reputo molto belli, molto interessanti, almeno logicamente come partite. La prima è una partita per il titolo mondiale giocata nel 66 tra Petrosian e Boris Spassky. Questa appunto Petrosian giocò con il bianco e il suo avversario, vabbè, Spassky con i neri. Andiamo avanti a vedere appunto questa prima partita in cui si gioca una est indiana con una variante di fianchetto per il bianco, variante panno. eh, Cerchiamo appunto di entrare in quella che è la posizione che intendo esaminare negli schemi difensivi adottati da Petrosian. Qualche cenno su questa apertura è appunto da parte del nero un arrocco corto, un'apertura ipermoderna che porta comunque a dare inizialmente una possibilità di sviluppo tranquillo, di cessione appunto del centro iniziale per il bianco, eh, per poi sviluppare un controgioco in genere sull'ala di re, ma comunque contornato da delle spinte di rottura date dai pedoni della struttura nera, appunto a minare il centro che era inizialmente sotto il controllo del bianco, che in genere esercita delle rappresaglie, delle manovre lungo l'ala di donna. Così il più delle volte è la teoria detta in maniera molto spicciola, davvero molto spicciola, di questa partita. Andiamo a guardare appunto la posizione che si viene a verificare nel mediogioco. Sono appunto due grandissimi maestri che stanno lottando per il titolo mondiale. La posizione che si crea dopo le spinte pedonali, ed ecco la conformazione dei pezzi entro la struttura la struttura bianca, e vediamo appunto come l'avversario di Petrosian inizia spinte di rottura volte a una azione. Lo possiamo vedere meglio già in queste mosse, forse notando come i pezzi apparentemente siano tutti collocati in case difensive, una posizione comunque appunto attendista e evidentemente reputata dal nero passiva. Vediamo appunto che il suo è un controgioco forte che vuole andare a distruggere la struttura pedonale del bianco. Fiere, diciamo che i piani del nero sono quelli di aggredire appunto il centro e, come vedremo dopo, anche l'ala di re, anche sprezzante del pericolo, non curante di una posizione in definitiva che può essere compromessa anche della sicurezza del proprio re. Quindi andiamo avanti e con queste spinte appunto del pedone in E4 si inizia a concretizzare una manovra ambiziosa di attacco. E qui c'è già il primo punto, ossia che in una situazione di attacco con dei pezzi che possono sembrare passivi, ma forse oltre a difendere la posizione appunto è da esaminare davvero attentamente, in quanto Petrosian inizia già una operazione di strategica. In questo caso cerca il cambio per un motivo ben chiaro. Si rende conto che l'attacco del nero comporta degli scompensi alla sua struttura difensiva, al suo scheletro di pedoni, apre delle linee e in questo caso Spassky continua con il suo piano, che poi qual è se non quello di aggredire l'ala di re avversaria, cercare il collegamento giusto per portare la regina appunto lungo la colonna G, la colonna H eventualmente, distruggere appunto l'arrocco e coordinare con i propri pezzi un attacco forte contro il re bianco. Ma Petrosian si rende conto appunto dei segreti insiti nella posizione e il primo passo è, dopo questa cattura di pedone, alfiere per pedone in F3, c'è questo scambio e il primo piano di Petrosian, che è quello di controllare la grande diagonale A1 H8, è avvenuto.
e in maniera diciamo molto aggressiva e ambiziosa il nero continua la sua manovra offensiva lungo l'ala di Re, forse non avendo la giusta profondità di seguire con attenzione i piani che sta iniziando a concretizzare il bianco. Ecco, in questo caso salva l'alfiere dalla una eventuale cattura e il nero ancora più ambizioso avanza il pedone di F cercando un attacco appunto violento, c'è la cattura, dopodiché c'è una cessione di qualità. Ricordiamo un aneddoto di Botwinnik che diceva di non accettare mai sacrifici di Petrosian, in questo caso un sacrificio di qualità maggiore, appunto quella della torre, e dopo queste mosse ehm, il nero continua col suo piano di demolizione della difesa avversaria, ma la difesa del bianco si sta trasformando in un inesorabile controattacco. Ecco infatti che dopo quest'altra torre sacrificata sembra che il nero debba soltanto coordinare bene le forze e sviluppare un attacco forte, ma vediamo attentamente la sua posizione, un pezzo leggero, qui in questo caso malmesso, comunque sia inattivo, lontano dal teatro delle operazioni, i pezzi del bianco che ora da passivi iniziano comunque ad avere più centralità e più vicini a quella che è la zona che si intende attaccare e già da questa mossa si può capire come in effettiva sia una situazione che possa sembrare addirittura pari, ma effettivamente pari non è, perché Petrosian con appunto il controllo delle diagonali che si concretizza in questa batteria con questo scacco, ora c'è addirittura anche questa piccola diagonale che va a insidiare le difese totalmente assenti del nero, eh, e dopo questa manovra difensiva coordina maggiormente i propri pezzi per un attacco. In questo caso ci dà anche questo regalo di far capire come abbia capito bene. È importante per tutti gli scacchisti capire sempre bene le minacce che corriamo, la loro reale entità. In questo caso la minaccia del nero è vana, il rifugio in H1 per il re bianco va benissimo, dopodiché l'attacco non servirà a collegare le torri, c'è scacco, cattura in F7 della torre e sacrificio bellissimo di regina, un tatticismo davvero esemplare nato da questo studio posizionale di Petrosian molto acuto. Dopodiché cattura forzata della regina, forchetta, il nero logicamente abbandona dopo aver visto la regina in H8, dopodiché appunto la scacchiera è la seguente: movimento forzato del re, cattura della regina, un pedone in più, un pezzo in più, cavallo in una posizione davvero precaria e una posizione vinta, e in questo caso un contrattacco davvero molto efficace. A breve posterò un altro video anzi un altro esempio su l'abilità difensiva di contrattacco di Petrosian. Ringrazio tutti i lettori di Matto Scacco, alla prossima.